Per accedere ai centri servizi per anziani non autosufficienti è prevista una richiesta scritta. La richiesta può essere fatta dal cittadino stesso che vuole accedere al centro servizi o da un familiare o da un legale rappresentante come può essere l'amministratore di sostegno o un tutore. La richiesta scritta di norma va fatta all'assistente sociale del comune di residenza oppure in alcuni territori può essere fatta presso i PUA, punti unici di accesso distrettuali. La richiesta comporta l'attivazione di una UVMD, cioè unità di valutazione multidimensionale distrettuale. Prima di convocare l'UVMD è prevista la compilazione di una scheda di valutazione regionale denominata SVAMA. La SVAMA è composta di varie sezioni, una parte sanitaria e cognitiva funzionale e una parte sociale. La parte sanitaria e cognitiva funzionale viene di norma compilata dal medico di medicina generale da solo o in collaborazione con un infermiere domiciliare o un'assistente sanitaria. La SVAMA sociale viene compilata dall'assistente sociale del comune di residenza. Una volta che i professionisti hanno compilato le loro valutazioni viene convocata l'UVMD, unità di valutazione multidimensionale distrettuale. In questa equipe di valutazione i professionisti si incontrano e valutano la richiesta di accesso. La valutano come progetto assistenziale efficace ed appropriato per l'utente che ne ha fatto richiesta. Se il progetto viene approvato, le singole valutazioni danno esito a un punteggio. Con questo punteggio e con l'esito favorevole, il cittadino viene inserito in una graduatoria unica aziendale, il cosiddetto RUR, Registro Unico di Residenzialità. L'accesso al RUR comporta l'assegnazione, secondo la disponibilità aziendale, di una impegnativa di tipo sanitario. Quando il cittadino compila la richiesta, può insieme all'assistente sociale o all'operatore con cui compila la richiesta scegliere a quale centro servizi dare la propria preferenza. Per quanto riguarda le persone con disabilità, l'accesso alle strutture viene analogamente fatto compilando una richiesta di valutazione scritta presso l'assistente sociale dell'area disabilità. In questo caso le strutture sono diverse e possono essere RSA disabili, comunità alloggio, gruppi appartamento. Anche nel caso delle persone con disabilità la richiesta comporta una valutazione della parte sanitaria e assistenziale e una valutazione nella unità di valutazione multidimensionale distrettuale che valuta se la richiesta di ingresso fa parte di un progetto di vita appropriato e efficace per la persona che ne ha fatto richiesta.